Pompino, camper dei peluche. Prima di iniziare questa serie di puntate fighissime, che in teoria tu saprai già di cosa parlano perché io scrivo quasi tutto sempre nel titolo, volevo prima esternare le cose brutte per poi passare alle belle. Cose brutte, 2 punti. Edere appena prese, anche queste stanno andando ogni volta 11 euro, perché come si sa poi il consuma anche poco, ma è edere, cioè mi costa più di edere che di gasolio. Gentile pubblico, benvenuto a San Benedetto del Tronto, un paesino molto pittoresco, non dando questa parte che è un parcheggio per carità molto carino che ci ha consigliato il Marcus Caldonius, bensì per quella bellissima ciclabile che hai visto nel video precedente. È una cosa che consigliamo a tanti, quella di svegliarsi qui, non tanto per il luogo, ma proprio di svegliarsi, se no te stai tutto il giorno in letto, non ti combini niente. Buongiorno Marilena dal grande garage. If I had your word, I would give it away just to see the girls I play. When I am king, surely I would need a queen and a palace and everything, yeah. And now I am king, and my queen will come at dawn. She'll be waiting in Kingston Town. In questa puntata vogliamo anche offrire il tutorial su come lavarsi i denti relazionato da Francesco Peluche. Sostanzialmente quest'anno volevamo rifare l'esperienza della penultima volta dove avevamo perso tutti i video, quindi Porto Pirone, Matera, Alberobello. Rifaremo tutto con Alessia e Giacomo che erano presenti quella volta che abbiamo perso i video, e Peluche, e a Marilena, e a Ray, e Leo, e gli immigrati dentro il coso che sasserà, e va bene, dai, tutto è staffa completa. E dove abita oggi il Singano? Il Singano, buongiorno Italia. Sono per strada, probabilmente può essere che siamo in Molise. No, cazzo dici, come per dire, è possibile che sono ad Azavak, là dove che era Harry Potter? No, non è possibile, non è possibile. E vieni in crampo! The sound of mare, cioè non io sai stavolta, no, mare e basta. Il prosecco va versato così, Ho capito. come il deo su pel cul, no? Ho capito, come devo Dentro lo spacare. And my dear mother left me when I was quite young, And my dear mother left me when I was quite young, She said, Lord, have mercy on my wicked son. Take a hint from me, mama, please, don't you cry no more.
don't you cry no more. Take a hint from me, mama, please, don't you cry no more. Don't you cry no more. 'Cause it's soon one morning, down the road I'm gone. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. I can't carry you, baby, gonna carry somebody else. Arrivati finalmente a Porto Pirone. Non entriamo in campeggio perché non ha senso entrare adesso, pagare una giornata di campeggio, ok? Quindi dormiamo appena fuori vicino all'alimentari che è aperto, che sera tardi, se è ancora aperto, roba da matti. In ogni caso, informazione tecnica per gli storici del canale. Aspetta che intanto sto attento anche a cena, Porto Pirone era quel posto che io ho tanto rinomato e rinominato, no, rinominato no, perché si continua a chiamarsi Porto Pirone, quindi rinomato, di quella volta che avevamo perso i video. Quindi benvenuto nella nuova serie, in realtà non sei in mie vacanze, so io filmare in mie vacanze, dove si rivedrà Porto Pirone, il campeggio di te spoiler sa tutto, è il campeggio del Porto Pirone, tutte robe che si in giro, soprattutto tante robe da mangiare, Matera e Alberobello, il resto non si sa. Solo un minuto, un soffio di fiato, un attimo ancora. Fa male dirselo, ora che venti avversi soffiano sulla nostra fiaccola, si spengono. Sogni in un cassetto di un castello per ne diventato bettola. Come una favola, non si modifica, versa l'ultima lacrima prima che il vento porti via con sé l'ultima briciola del nostro amore, dove non c'è più sole e l'aria è gelida. Resto solo alla mia tavola, pensandoti sento già brividi.